Strade violente, droga e alcol non sono un problema solo dei parchi e degli angoli bui della città, ma rappresentano una bomba sociale pronta a esplodere in qualsiasi momento, basta una scintilla. E non solo di notte, ma anche in pieno giorno. A Vicenza sono le 8 del mattino quando un 36enne albanese alla guida della sua auto finisce contro il cancello di un'abitazione ad Anconetta. Il proprietario gli chiede spiegazioni e per tutta risposta viene aggredito dall'immigrato. I nostri agenti sono intervenuti immediatamente per sedare un po' gli animi, ovviamente hanno proceduto a quelle che sono le operazioni di rito. Abbiamo riscontrato una guida in stato di ebbrezza, una guida anche sotto l'uso di sostanze stupefacenti, con patente revocata. Poi ovviamente abbiamo dovuto bloccare la persona perché era in condizioni critiche. L'albanese è in condizioni critiche, ma quando gli agenti provano a bloccarlo, lui reagisce minacciandoli con una bottiglia. Prova a fuggire ma cade dopo pochi passi. I vigili si avvicinano, lui li aggredisce e ne ferisce uno alla spalla prima di essere sedato con dello spray al peperoncino. E a seguito di ciò abbiamo avuto purtroppo la sfortuna di avere un agente che è rimasto così colluso e ferito nell'occorso. 7 giorni di prognosi, non moltissimi, ma comunque è evidente che c'è una criticità negli interventi sulla strada. C'è una criticità negli interventi sulla strada. Il comandante della polizia locale lo dice chiaro e tondo. È il secondo caso in pochi giorni. Venerdì scorso un agente della Polizia di Stato è rimasto vittima dell'aggressione di un nigeriano. Le cose cominciano un po' a ripetersi e quindi è evidente che il problema sussiste, insomma, tutti gli agenti, parlo della polizia locale ma vale anche per le altre forze di polizia dello Stato, siamo sulla strada e quindi questi problemi sono sempre maggiori, però noi ovviamente con la maggiore professionalità possibile cerchiamo di mantenere nell'alveo di quello che è, di limitare i danni sia per noi sia anche per coloro che poi ovviamente possono produrci dei problemi. C'è questo senso di impunità e tutti si sentono nella possibilità di fare quello che vogliono ed è un principio, quello della certezza della pena, che sta venendo meno nel nostro Paese. È un problema di riforma legislativa che come sindaco mi sento di rinnovare l'appello al nostro Parlamento quando si metterà finalmente a lavorare sulle leggi che servono veramente, superando questo periodo di crisi che stiamo attraversando.